Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto al titolo, parleremo di un piccolo rituale per riavvicinamento fatto con le candele, molto semplice che possono fare tutti. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove nel gruppo degli arcieri dei magici arcieri Bertoldini alle 20:30 ogni lunedì sera il decano e Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Chiaramente siete tutti invitati, i link li trovate sotto qui in descrizione. Eventualmente se volete potete lasciare anche un commento sotto e anche un bel super like. Bene, iniziamo un po' a parlare di questo piccolo rituale che deve essere fatto il venerdì di riavvicinamento fra due persone. Molto semplici, gli strumenti sono 2 candele bianche e un nastro rosso abbastanza lungo da fare 7 giri, dovete pensare che deve essere abbastanza lungo. Il rituale, come detto, si fa di venerdì in luna crescente. Mi raccomando, la luna crescente tenetela sempre presente. Bene, iniziamo a spiegare il rituale. La prima cosa da fare è ungere e vitalizzare le candele. Quindi prendete una candela e scrivete il vostro nome, prendete l'altra candela e scrivete il nome di chi volete avvicinare. Poi cosa si fa? Si prende dell'olio di oliva vergine, chiaramente, e si praticamente prende la punta, la base, e con le dita impregnate di questo olio si parte dall'alto e si spinge verso il basso, e mentre voi fate questa operazione incominciate a pensare in modo profondo e sincero a una cosa positiva che avverrà con questa persona, e cioè che vi si riavvicinerà, che lo contatterete, che vi amerà, insomma tutte cose positive che aiuteranno voi a imprimere nella candela le vostre vibrazioni positive per realizzare questo progetto. Fatto questo con le 2 candele, cosa si fa? Si accendono e si mettono vicini e adagio si avvicinano fra di loro, uno sulla destra, l'altro sulla sinistra, con chiaramente voi avevate già scritto il nome su una candela vostro e sull'altra candela quello dell'altra persona, e mentre le avvicinate pensate profondamente all'intento. Quando sono vicine, praticamente appiccicate, con una mano tenete le 2 candele attaccate, prendete il nastro rosso e col pollice tenete il nastro e praticamente avvolgete con 7 giri in senso orario le 2 candele. Dopodiché le appoggerete su un piattino che avrete preparato e le lascerete finire la sua operazione, cioè le lascerete bruciare tutte. E mentre chiaramente fate questo avvolgimento col nastro delle candele in senso orario, ripeto, pensate fortemente, visualizzate fortemente questo nuovo avvicinamento, questa realizzazione del vostro intento. Quando le candele praticamente sono finite, le dovete lasciare bruciare tutte, prendete la cera, andate a cercare un bel prato dove c'è un bel albero o un bel fiore tipo una rosa rossa, scavate e con i resti di candele le lasciate sottoterra per fare in modo che si dissolvano nel terreno. Questo lo potete fare sempre in luna crescente. Naturalmente, e più volte lo fate e meglio è. Io, il vostro Marietto, vi consiglio sempre di farlo almeno 9 lunazioni, così che l'intento diventi sempre più forte in luna crescente. Allora rifacciamo una ricapitolazione: 2 candele bianche, nastro rosso, quanto basta per avvolgerlo in 7 giri in senso orario, le inizializzate. Poi una cosa importante: prima di iniziare questi riti operativi bisogna sempre fare il cerchio di fuoco, l'ovetto luminoso e praticamente una meditazione da stella di Davide, così che vi preparate a essere limpidi a livello e protetti a livello energetico.
Poi, se volete fare qualcosa in più, le candele devono essere disimpregnate col disimpregnatore che trovate nel sito elcapitano.altrevisto.org o nei gruppi di Facebook del vostro marietto, così vedrete che le vostre candele sono proprio belle neutre e belle pulite. Bene, detto questo, il vostro marietto è finito questo piccolo rituale di riavvicinamento d'amore, e ve lo ripeto, deve essere sempre fatto in luna crescente di venerdì. Le candele devono essere bianche perché è il colore col più alto, largo spettro. In realtà bisognerebbe scegliere il colore del segno zodiacale delle persone, però questo si può saltare via scegliendo delle candele bianche. Bene, cari amici, detto questo, il vostro marietto vi ringrazia di avermi seguito fino a qui. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!